Senatore. Ma ci sono molte cose che sono state introdotte. Sono fuori tanti temi, sì, però intanto vediamo di affrontare. La prima cosa mi pare che dobbiamo introdurre nella discussione, un po' entrata, è che gli attentati, questa recrudescenza anche continua di attentati, si spiega con la vicenda dello Stato islamico, insomma, cioè della volontà di avere l'ISIS o Daesh, che dir si voglia, ha una strategia di attacco verso i paesi, in particolare i paesi europei e occidentali, con i quali è in conflitto molto forte, perché c'è una possibilità, una volontà di espandersi e di far nascere questo Stato islamico in tutti i paesi, diciamo, del Medio Oriente, e giustamente gli stessi paesi medio orientali e anche i paesi occidentali contrastano questo. Quindi questo è un fatto, purtroppo questa è la novità vera di questi ultimi 2 anni, da quando c'è stata questa nascita, questa idea di far nascere questo Stato islamico, il califfato come viene chiamato, e questo naturalmente sfugge a tutte le valutazioni anche di tipo sociale, l'integrazione di tipo religioso, come abbiamo detto, perché ha una natura, quello che è un fatto militare, è un fatto di terrorismo molto che nasce un po' più tempo fa, non organizzato subito, certo, ma da un certo, po' di che tempo. ha delle radici, poi qui potremo discutere moltissimo, qualcuno dice che l'origine nasce dall'intervento sbagliato in Iraq da parte degli americani, che hanno lasciato tutto l'esercito iracheno poi in rotta, libero di riorganizzarsi, insomma sono varie storie, però il dato è questo qui. Allora questo è il punto. Venendo all'immigrazione, anch'io sono d'accordo che potendo bisognerebbe organizzare questi profughi nei paesi da cui fuggono, ma come sappiamo tutti non è possibile farlo, perché la Libia oggi non è controllabile. Cioè fare un campo profughi dell'ONU in Libia, da cui poi far partire le navi o gli aerei per portarli in Norvegia, in Svezia, nelle quote che finalmente l'Europa adesso comincia a rendersi conto che deve fare, sarebbe la soluzione ideale, tutti lo capiamo, no, ben controllata, però oggi fare queste cose nei confini, diciamo nella parte sud del Mediterraneo, le coste libiche, tunisine, peggio ancora in Libano, in Siria, eccetera, non è possibile. Avete visto cosa è successo sui confini di terra, insomma, tra Siria, Turchia e Grecia, con tutte le difficoltà che ci sono anche lì di governare questo fenomeno. Quindi l'Italia paga questo fatto che è la prima frontiera, parliamo di mare, con cui queste persone si imbattono. È possibile respingerli? No, mi pare, giustamente, lei diceva, 2 cose contrastanti. La nostra Marina è un tour operator, e c'era un tono così, insomma, leggermente, non dico ironico, ma insomma un tono un po' di condanna, ma al tempo stesso poi dice, partono con i gommoni, ci sono bambini, non si possono lasciare affondare, no? Sta qui, cioè non è che noi facciamo i tour operator, noi cerchiamo, il nostro paese, di salvare le persone, perché intanto questa è la prima cosa da fare, dopodiché, giustamente, bisogna mettere delle regole, qui ha ragione Darè. Le regole sono quelle che i rifugiati devono essere identificati, ma questo, come sapete, anche questo adesso è più semplice dirlo, perché finalmente Dublino è saltato, ma fino a ieri il problema di identificarli era collegato al fatto che identificandoli avevi l'obbligo di trattenerli qui, e allora noi adesso li identifichiamo, ci sono, lo dice il giornale di oggi, il Corriere, 5 hotspot che sono stati finalmente aperti, altri 2 saranno aperti per poco tempo, saranno identificati. Abbiamo anche ridotto in maniera fortissima i tempi per la qualificazione di rifugiato, no? Adesso in un mese c'è il riconoscimento di status di rifugiato, prima ci volevano anche 18 mesi, quindi insomma quello che si può fare si sta facendo, però naturalmente il problema ha un impatto. Abbiamo visto, adesso tutti temiamo che cosa? Temiamo che essendosi chiusa la via balcanica ci sia una specie di effetto che rimbalza da noi, e quindi bisogna stare molto più attenti, perché i 108.000 dati di oggi che abbiamo adesso in Italia, no, 108.000 nel 2015. Scusi, perché si è chiusa la via balcanica? Ecco, anche lì, perché si è chiusa la via balcanica? Perché la via balcanica i Balcani non li vogliono. Sì, ho capito. Ed è la stessa cosa che dobbiamo fare noi in Italia. Sì, ma ho capito. Teniamo solo chi arriva dalla guerra e non chi arriva a fare il turista. Non è questa la soluzione. Esatto, allora calma. Su questo, allora, io dico, è giusto dire, come è stato detto... Venga Vittorio Veneto e gli porto a vedere cosa fanno. Ci stiamo misurando... Sì, allora, calma, ci sono tante cose. Allora, adesso c'è il problema.
la via balcanica è successo quello che è successo, hanno messo i muri, sono paesi che si stanno adesso riorganizzando, forse hanno anche, come dire, ideologie o pratiche democratiche ancora discutibili, e hanno fatto quello che hanno fatto, però non hanno risolto il problema, perché come abbiamo visto il problema è rimbalzato immediatamente a Grecia e Turchia e poi su tutta l'Europa, e per risolverlo è stato fatto questo accordo onerosissimo, tra l'altro, no? Ricordiamolo che anche rimandano in Turchia quelli che non possono entrare, ma la Turchia in cambio ricolloca e l'Europa ricollocherà quelli che possono avere. Sono processi complicatissimi da gestire. Allora l'Italia fa gli hotspot, li ha fatti, è in grado di identificare adesso quello dell'impronta che dicevamo prima, l'85% viene ormai preso, c'è una parte piccola che per tanti motivi si rifiuta e va costretta con la forza, io sono d'accordo su questo, quindi rispettare le regole, riconoscere velocemente lo status di rifugiati. Dov'è che è il difficile? Che rimandare indietro chi non è rifugiato, d'accordo, come sarebbe giusto, presuppone che ci sia, come abbiamo fatto a fatica con la Turchia, un accordo con i paesi da cui provengono, ma gli accordi con i paesi da cui provengono è difficilissimo farli, perché molti sono paesi militarmente organizzati o non controllati, e quindi è difficile trattare anche con le singole autorità. Pensiamo alla Libia, ma allo stesso Egitto, la stessa Tunisia, e poi parliamo anche della Nigeria, no? Sapete la situazione della Nigeria, del Gambia, eccetera, di altri stati. Prima cosa. Seconda cosa, anche rimandarli indietro rischia che fai un buco nell'acqua, perché fisicamente, se anche l'aereo che parte non decolla da nessuna parte, perché non lo fanno atterrare per questi motivi qua, quindi non è semplice risolverlo. Allora, è irrisolvibile? Non è irrisolvibile. Bisogna applicare in modo serio le regole e bisogna fare quello che si è cominciato a fare, un po' di collocazione diffusa, quella che si chiama, no, l'accoglienza un po' diffusa sia nei nostri paesi, e sono d'accordo, trovando il modo anche che chi è in attesa per esempio della sentenza, se può stare o non può stare, faccia qualcosa. Noi qui per esempio a Padova abbiamo fatto, anche a Vicenza, anche a Treviso, parecchi accordi per il lavoro volontario di queste persone, cioè non possono lavorare in maniera perché sono in attesa, però lavoro volontario. Perché non possono lavorare? Perché per lo stesso motivo che dicevamo prima, perché quelli che vengono per lavorare c'è devono far festa, no, capito? No, lì c'è tutta un'altra legislazione, quella degli emigranti economici. Qui parliamo di persone che hanno o lo status di rifugiato o sono in attesa di averlo, i quali dovranno poi lavorare nei paesi in cui andranno, e in attesa di questo riconoscimento. Però nonostante questo, io posso citare comuni qui intorno, ma anche a Treviso ce ne sono, anche a Vicenza, anche a Venezia, ci sono accordi, protocolli fatti con i comuni di lavoro volontario, 20-30 ore a settimana, quello che è, con un minimo di assicurazione antinfortunistica perché ci vuole, in modo tale che anche quelle spese che lo Stato ha, il famoso 35 euro, che come sappiamo non vanno all'immigrato, vanno 2,50 euro all'immigrato, gli altri vanno per la sua sussistenza a chi gestisce l'accoglienza, sostanzialmente. Come? Le cooperative, che abbiamo visto. Sì, ma guardate che quelli che le fanno bene non ci guadagnano, lasciamo stare, poi episodi negativi ci sono dappertutto, ma chi lo fa bene non ci guadagna. Basta, per cortesia. No, non basta. Io vedo io le ho girate come tutti quanti voi. Chi lo fa bene, poi qualche mela marcia c'è sempre dappertutto purtroppo, ma chi fa bene l'accoglienza quei soldi li usa in maniera giusta, e sono comunque standard europei, non sono soldi inventati. Quindi il problema non è semplice da risolvere. Io sono tutto fuorché buonista, cioè credo nelle regole, le regole vanno rispettate da tutti. Ovviamente bisogna sapere anche che ci sono situazioni come questa, in cui questa realtà, questa combinazione di fatti che si è creata, la guerra, la povertà, diceva giustamente lui, anche determinate situazioni climatiche che ormai spingono verso nord le popolazioni. Mi scusi perché se no veniamo qua, l'ascoltiamo solo lei e parla solo lei. Concludo, non sono cose semplici, non sono buonista, vanno affrontate seriamente, regole certe ci vogliono, bisogna sapere anche che sono fatti in larga parte difficilmente governabili, perché sono l'insieme di tanti fattori. Queste guerre così forti e così violente, su cui il terrorismo poi si inserisce, sono anche dei fatti che non abbiamo conosciuto in questa misura così vicina a noi da tanto tempo. Prima di dare devo sentire Gori un'altra volta, perché so che ci lascia tra un po', no? Quindi ci lascia in che senso? No, ho deciso di vivere, sono riuscito non ce la facciamo. Mi sono liberato, sì, però ecco, prendo la palla al balzo proprio 2 secondi.
Però qui comunque, indipendentemente da tutto, si crea discriminazione anche con gli italiani. Potrà essere una normativa europea, quella dei 35 euro, che in effetti 2,50 euro soltanto vanno all'immigrato, ci sono delle cooperative. Poi anche il fatto che il prefetto debba decidere le cooperative o assegnare i lavori diretti fino a una certa cifra, se non sbaglio. Io sento sempre lo stesso o le stesse nomi di cooperative. Possibile che esistano solo quelle? Non ce ne sia altro? Questa è la prima domanda a dubbio. No. Non la interrompo, guarda, è difficilissimo, cioè la soluzione è esattamente quella, accoglienza diffusa, ma è difficile farla. E quindi alla fine si trova anche sempre la stessa cooperativa. Più utilizzabile la disponibilità. Allora, vabbè, questa è una cosa sulla quale non sono d'accordo, poi si potrà vedere il come distribuire queste risorse alle varie cooperative, perché dare le risorse sempre a quella o quelle 2 o 3 cooperative si rischia l'effetto contrario, cioè non vorremmo una Padova capitale, una Vicenza capitale e così via. E poi comunque, scusate, ma io cerco di pensare agli immigrati che veramente hanno diritto e scappano dalla guerra, però vedo sempre gente muscolosa che arriva, vedo dei Balcani che arrivano con le famiglie e i bambini, però io qui in Italia vedo il 90% persone abbastanza in forma e robuste, però alla fine con la scusa che devono essere sempre aiutati e va bene per chi ha bisogno, ma gli italiani alla fine chi ci pensa? Basta andare alle cucine popolari di Padova, io vedo sempre più italiani che adesso che frequentano le cucine popolari, ma agli italiani chi ci pensa? E poi ecco, concludo, qui si rischia. Non vorrei però andare fuori dal tema, perché dopo qui ovviamente che tocchiamo altro. Però ecco, qui si rischia più un'invasione geografica islamica, perché, ripeto, senza controlli si rischiano anche in Italia eventuali attentati. Senza allarmismi, ma anche le forze dell'ordine, scusate, a parte 72 espulsi da Alfano su centinaia di migliaia che sono entrati, ma va bene, hanno fatto vedere, a Bologna era il servizio, bene, quanti erano? 15? Devono pensare a quante città? Punto di domanda. Dunque farei una domanda brevissima alla parte destra. Si può interloquire con... Farei una domanda alla parte destra dello studio o sinistra a seconda dei punti di vista. E cioè, il senatore parlava del regolamento di Dublino 2 e ha spiegato molto bene in maniera sintetica di cosa si tratta o si trattava. Dunque, non c'è stato, ritenete che ci sia stato un errore da parte del centrodestra nel 2003, parlo di Forza Italia, della Lega, parlo di tutta l'area di centrodestra, che ci sia stato un errore nel sottoscriverlo, questo regolamento di Dublino 2? Beh, io do la mia opinione personale, certo. È stato un grande errore, perché secondo me non si è visto, o perlomeno non se ne è discusso maggiormente, o perlomeno qualche paese non ha imposto più le proprie necessità, perché sembra più un regolamento accettato per buono, come se ci fosse qualche potere occulto per il quale doveva essere accettato quel regolamento. L'Italia ha soltanto avuto da rimetterci. Quindi perché all'epoca, indipendentemente dai colori politici, io adesso parlo come italiano e portatore di interessi italiano, perché nessuno si è espresso? E concludo, se la forza dell'Italia, l'energia dell'Italia è quella che al primo problema manifesta un pianto alla Commissione europea, secondo me di forza ne abbiamo poco per prendere qualsiasi tipo di decisione. L'errore più grande non è stato Dublino, è stato Schengen. L'errore più grande è stato Schengen, quando abbiamo aperto i confini della nostra Europa, cioè ogni Stato ha aperto i confini. Se lei va in Russia, però, un cittadino russo che parte da San Pietroburgo e va a Mosca trova il posto di frontiera interno. Allora noi l'abbiamo tolto e questi sono i risultati. Però lei dice... Per Castagna, un attimo solo che ti ho la parola. Io ho ascoltato con molto interesse alcune affermazioni, alcune tra l'altro sono anche d'accordo, ma la cosa che non si può fare è quella di nascondere la testa sotto la sabbia. Allora, siamo di fronte a una condizione che Papa Francesco ha chiamato epocale. Cioè non siamo di fronte a risolvere dei problemi minimali, siamo di fronte a una situazione epocale. Il fatto che siamo arrivati a un nodo fondamentale, le crisi che abbiamo aperto
Noi occidentali, quindi c'è anche lei nei noi occidentali, spero, a meno che non sia proprio la Russia il punto di riferimento. Sono noi occidentali, perché il suo partito era il governo. Quando Sarkozy bombardava la Libia, lei era il governo. Non so se è chiaro. Quindi, sì, ma non abbiamo bombardato noi la Libia, sa? Siamo responsabili, lei era il governo e abbiamo dato le basi alla Sicilia per bombardare la Libia. Quindi lasci perdere questa... Giustamente prima... Gli errori che sono stati fatti in tutta l'area africana sono dovuti ai massoni, certo, e naturalmente agli americani, che sono i primi della classe. Che voi eravate al governo. Ma non recriminiamo dal punto di vista politico, se no non usciamo più. Non eravamo al governo, eravamo al governo, sai quando? Quando abbiamo fatto la Bossi-Fini e avete fatto di tutto con i vostri magistrati per cassarla. Questo avete fatto. Quando Sarkozy ha deciso unilateralmente di bombardare la Libia, in Italia c'era un governo che non ha mandato truppe o aerei, ma ha consentito logisticamente non solo di attraversare il nostro spazio aereo, ma anche di avere rifornimenti, e i rifornimenti venivano in Sicilia. Voi eravate al governo, adesso non so se la cosa le sfugge, ma eravate al governo. Però siamo di fronte a una condizione dal punto di vista epocale che ha queste dimensioni, e quindi milioni di persone cambieranno luogo di vita. Alcuni per le guerre che noi abbiamo contribuito a determinare. Ma non voglio recriminazioni politiche perché non quando ne veniamo fuori. Governo voi avete fatto la guerra in Jugoslavia. Allora, e non è successo niente perché le frontiere sono chiuse. Sinistra Ecologia e Libertà non è mai stata governo, Senato perché è nata dopo. Castagna, non recriminiamo politicamente le cose del passato perché altrimenti non ne veniamo fuori. All'opposizione la memoria, Conito, la memoria non è indifferente. Cioè non si può pensare che ciò che abbiamo contribuito anche noi come paese occidentale a creare nel mondo sia indifferente a quanto accade. No, corretto, però se la Siria è in quelle condizioni, noi abbiamo delle responsabilità, vendiamo armi come paese. Cioè se le condizioni di una parte del mondo ha quelle caratteristiche, noi ne siamo responsabili. Quindi non si può dire fermiamo, mettiamo il muro, le barriere, il controllo e le regole sono un conto, ma non pensare che siamo di fronte a una situazione epocale, di spostamento di migliaia di milioni forse di persone che si spostano da una parte all'altra del mondo. Dove il signore è del Senegal. Ci sono senegalesi che sono venuti con queste immigrazioni. Che guerra c'è in Senegal? Lo spieghi che guerra c'è? Uno parla e l'altro ascolta. Mi scusi, lascio parlare. Allora, di fronte a una cosa, non ci sono soluzioni semplici, perché sono tutte complicate. Sono tutte complicate. E la soluzione più complicata è fare il conto appunto di una situazione che ha queste caratteristiche sull'immigrazione. Dentro c'è anche, aggravato dal fatto che abbiamo anche il problema del terrorismo. Faccio sommessamente presente che forse è una guerra anche di religione, tra di loro però. È una guerra di religione tra di loro, perché tra sunniti e sciiti è una guerra che si sposta si sta producendo da qualche decennio, e i milioni di morti, anzi forse centinaia di migliaia di morti, non sono morti occidentali o cristiani. In molti casi sono morti loro, perché si ammazzano tra di loro, tra sunniti e sciiti, e dentro questa discussione, dentro la religione islamica, c'è anche un problema di rapporto tra gli stati, perché prima ho fatto riferimento a 3 stati che finanziano il terrorismo, lo finanziano. E noi come Europa, con la Turchia abbiamo fatto l'accordo regalandogli 6 miliardi di euro, mi pare, non dati, perché ci controllino quelle persone, perché non entrino nel nostro continente. Ma contemporaneamente la Turchia è anche implicata, comprando il petrolio dall'ISIS, nel finanziamento di quelle condizioni. L'Arabia Saudita è un altro paese. L'Arabia Saudita è un altro paese che finanzia. Non dimentichiamo che Al-Qaeda non nasce in quell'area lì, in quella condizione lì di scontro tra sunniti e sciiti. Allora, quando si parla di Islam, di musulmani, bisogna avere presente che le dimensioni della cosa che stiamo affrontando a queste condizioni, e quindi non basta mettere un filo spinato, una frontiera, compreso anche il fatto che è necessario il controllo, pensare che con le impronte digitali non lo risolviamo questo problema, perché siamo di fronte a situazioni che hanno queste caratteristiche. Allora la sicurezza va garantita alle persone, va garantita avendo noi regole certe nell'identificazione. Io su questo sottoscrivo totalmente quello che è stato detto. Vanno identificate le persone che entrano in questo paese, ma sapendo che le persone che entrano in questo paese in qualche caso siamo noi che abbiamo provocato questa condizione, B, vanno in una parte del mondo la più ricca in assoluto. È chiaro che poi c'è un problema anche dei nostri
Ma non si risolve il problema dei nostri se facciamo finta che questo problema non ci sia, perché i poveri in questo paese stanno aumentando, non sono aumentati nell'ultimo quarto d'ora, sono aumentati nell'arco del tempo, e l'intervento politico rispetto ai poveri, al grado di povertà delle famiglie italiane, non ho visto grandi, diciamo così, movimenti nell'arco di questi decenni. Quindi la condizione è questa: o abbiamo pienezza della situazione, delle dimensioni, oppure anche ragionare tout court, chiudiamo, siamo di fronte forti di questo, bisogna vedere quali soluzioni. Qualcuno proponeva che le nostre navi bombardassero, cioè siamo di fronte a scelte che non sono razionali, ma non tengono conto invece della condizione reale che il mondo sta cambiando. Certo. Devo dare la parola anche a Boubacar, un attimo solo, le do la parola subito dopo la pubblicità, così può parlare, pochi secondi di pubblicità.